Adesso che spaccia voce. Oh ragazzi, intanto volevo ringraziare per essere venuti così tanti qua a Pordenone e fare un grosso applauso qua all'Epolito Giordani che ospita la presentazione della grande V che non sbaglia mai! Oh, ma quanto bevio! Adesso mi dà un gas un colpo prima di attaccare, che adesso... Sento già devo carburare, cioè. Un gas un colpo. Dopo niente ci dobbiamo smentegare e portare una copia del disco sul palco per farvi vedere. Comunque a Troè al banchetto qua, sì o no, giusto? Al banchetto che sei il nostro amico Sanchez, fai un applauso a Sanchez, vai bello! E vogliamo anche scusarsi con tutti perché abbiamo avuto questa svolta commerciale che sta in posizioni della casa discografica. La nostra casa discografica che ha fatto una forte pressione. La nostra casa discografica che siamo noi altri ne dà delle imposizioni perché sì. Ci abbiamo messo in testa che volevo fare gli skate. Esatto. Cosa vuoi fare ragazzi? Cioè, così, e quindi gli altri pensando più ai skate che a figa che abbiamo deciso di fare una roba tutta in dialetto, parlando sempre di figa, di roba che però è una roba fondamentalmente che è tra l'altro commerciale. Tra l'altro cosa che siete più buono di a cassa in quattro e cose che balli. No, ma sì, cioè, a me che è il suo preferito ultimamente, sai che fa? Ti è piaciuto che bello tagada. È che là, se la grande viso commerciale quella cosa sia. E doveria metterla come intro quando... Si sa quanti skate ha fatto il tipo del tagada, tra l'altro, secondo me. Sì, no, secondo me sì. Comunque siamo lì a prendersi in giacco e poi il cazzo. Ma voglia di fare festa, sì o no? È ora sì il posto giusto, ragazzi. Questa se a sa perdere i Pink Floyd. Vai che deve! Signori, vai, bicicletta, non so caro del fattore. Se non te scusa, che mare calata basta quasi. Ruba se ne ciuba, sente se nu. Devo me colpi mattina, vai, vuoi una malto, cattiveria in faccia. Se te muovi pure, senti come sculaccia. Vai, vai.